dai, io no, mo ti portano i palloni. Ho capito, mia, non ci stanno i palloni, un pallone. Ma te la devi a con noi, No, io ma avevo chi romper cazzo poi quando abbiamo una munizione sui servizi. No, avevo chi cazzo mi fa? È così, è così. Dai, il giocatore mio. Concentrati, fammi i coglioni, Vai, raga. Io, giovane, la sua concentrazione. Metti davanti. Sei stanco, meno tutti. Più la porti e peggio. Tutto pronto per il secondo tempo, Mario Artistico risistema nuovamente il pallone, proverà lui con il mancino, va Artistico con il sinistro, fa Artistico ma l'intervento è incredibile di De Eugenio. Può ripartire il Peperino, il servizio centrale, cercare Pomela da quell'altra parte, poi il colpo di tacco. E Cotton che ricomincia a ragionare da dietro, il Peperino prova subito a pressare, a dar fastidio alla manovra, il lancione profondo di De Eugenio, poi ancora il servizio che finisce lì, ancora rimessa laterale per Forcina, appena entrato, prova ad andare via due avversari Forcina, calcio di punizione in favore del Peperino. Alzati tu Stefano, alzati! Ancora Peperino che perde un possesso palla in una fase complicata, il numero 6 maglia nera, il suo servizio palla che finisce fuori. Nolano prova a recuperare un pallone complesso, poi ancora a ragionare il centrocampo del Cotton, il colpo di testa di Forcina, ma non arriva nessuno da quella parte. Ancora Peperino. Chiama il pallone un compagno in difficoltà. Il servizio lungolinea e palla che finisce sul fondo. Lancione profondo, Artistico, vola in alto e prova a servire subito un compagno da quella parte, ancora Peperino ad alimentare l'azione con Pomella da quella parte, aspetta l'arrivo di un compagno, c'è lo scarico, però scivola e palla che finisce sul fondo. Bene, vieni! Tre quarti, no! Fabio, sta un po' più alto! Fabio, sta un po' più alto! Lancione profondo di De Angelis, il servizio per Artistico che la uccide lì, ancora Artistico, prova a girarsi. Centralmente ancora per il numero 6 in maglia nera e ancora Cotton a ragionare da questa parte. Tutto di prima il centrocampo dei campioni d'Italia, con la pallone girato sulla destra, il movimento in profondità di Forcina, palla troppo lunga, non ci arriva il numero 9. Rimessa battuta lunga. E ancora Cotton ad alimentare l'azione, c'è Nolano. Nolano di forza con il destro, tiro che fa la barba al palo. Occhio. Pallone che filtra magicamente da questa parte. Il Peperino riesce ad andare avanti da una situazione complessa, poi il centrale del Cotton veramente imperioso da quella parte, ancora il numero 6 in maglia nera. Sarà calcio di punizione. Quanto è possibile? Poco 3 barra 4.
Artistico. Parte lui, Artistico, pallone che sfila sul secondo palo e Cotton che mette dentro il gol del 5-1. Come arriva? Sta nella piazza... Che è stato, scusami? Time out, signor arbitro. Ah no, è arrivato, senza time out, non serve, grazie. Gol siglato da Zamperini. Peperino che cerca subito una reazione sul fronte destro, immediatamente la mette al centro, il rimpallo, poi ancora palla al centro, prova una girata Pomella, praticamente impossibile e palla scaraventata in cielo, Artistico prova a lottare come un leone, prende posizione Artistico, viene anticipato da solo in mezzo a tutta la difesa in maglia rossa, esce De Eugenio, il tocco d'esterno, ancora l'anticipo di Zamperini, poi Cotton in possesso. Mario e Barba, dammi copertura te, mi raccomando. Tinazzi il servizio sulla destra, Forcina la lascia sfilare. Passi gli esterni. Con l'uscita ancora Peperino. Il pallone è girato sulla destra. Ora Forcina che si è allargato sulla sinistra lasciando spazio ad Artistica e Barbarella davanti, pronti a svariare, a dialogare, come hanno fatto molto bene nel primo tempo. Ora calcio di punizione. Barbarella! Barba, invertiti con Mirko! Mi sembra. Mi sembra. Artistico è pronto a calciare, lui che oggi ha battuto praticamente da tutte le posizioni del campo. Va Artistico, l'intervento incredibile in calcio d'angolo di De Eugenio. Calcio d'angolo per il Cotton, va direttamente in porta Artistico. De Eugenio la batte subito corta, Peperino in possesso di palla. Il Cotton che non molla neanche un centimetro. A dialogare ancora a centrocampo, Cotton decisamente più fisico il centrocampo, ora con Nolano che serve lì un compagno, Zamperini serve ancora dietro il centrale, poi il servizio in avanti è errato, si riparte da una rimessa laterale per il Peperino. Rimessa battuta lungo linea, il servizio ora per Pomella che cerca di raggiungere un pallone impossibile e Cotton che riesce a tenere lì, Barbarella non riesce a controllare la sfera, poi Nolano si riparte da dietro. Ottimo lavoro in fase difensiva e rimessa dal fondo in favore del Cotton. Tira su! Ancora Cotton a ragionare da dietro, il servizio per Forcina che prova a farla filtrare. È complicato, lì la difesa del Peperino fa un buon lavoro e cerca di uscire fuori, muovendo sempre nella propria metà campo e verticalizzando di rado perché il centrocampo del Cotton ha decisamente più fisicità e riesce sempre a contrastare in questa fase i ragazzi in maglia rossa. Rimessa battuta lunga dove c'è un compagno, Nolano prova a recuperare un pallone a centrocampo, riesce in qualche modo anche con l'aiuto di un compagno, Artistico si abbassa e si fa vedere.
Eccolo qui Artistico, guarda la porta, Artistico, il tiro va a finire lì dove c'è Barbarella che riesce comunque sia a mantenere il possesso, c'è una sovrapposizione, c'è Tinazzi ora qui che riceve la sfera, subito in verticale, interessante per Barbarella, subito dentro per Nolano, 6-1 Cotton. Bravissimo fa. Una bella realtà. Una bella realtà. Davanti, oh, davanti! Davanti, Fabrizio, Barba! Mirko, pure te, davanti! Davanti! Pomella, e ricomincia il Peperino. Con cuore e orgoglio ora i ragazzi in maglia rossa, ancora Cotton a recuperare la sfera a centrocampo. Nolano la tiene lì, Nolano il servizio di fronte per Forcina, Forcina prova ad andare via in mezzo ai due avversari, la palla rimane lì e poi la difesa del Peperino riesce a sborlare una situazione veramente molto complessa, ancora i ragazzi in maglia rossa a ragionare a centrocampo. Artistico va a recuperare un pallone, uccide lì la sfera, ancora Artistico di forza, va via Artistico, poi palla che finisce tra le braccia di De Eugenio. E palla centrale ora del Peperino che gioca di prima, il servizio errato. Nolano. Fronte destro, Artistico. Ancora per Nolano. Occhio, c'è l'uomo, sta venendo, fa. Tinazzi. Cambio di gioco a cercare Artistico che ha cercato di dialogare con Forcina. Lì ma non ha trovato il pallone e Peperino che cerca di uscire fuori da una situazione molto complessa riesce a guadagnare un calcio di punizione, anzi un time out che viene fischiato. Guarda, Qua stiamo a 40. Mirko, fammi go. Mirko, fammi go, ma che serve? Va sul tabellino. vicino anche. 6-1? Sì. Che miseria. Non avevo mai fatto io. Questa è la prima volta che lo faccio. Mi sono venuti gli occhi quando mi hanno visto posto e mi hanno così. Poi dopo mi piacerebbe veramente questa Mario. Quanto stiamo? 10, mancano 10. No, Quanto stiamo? 6-1. 6-1, oh raga. Scattano le bestemmie. Chi ci dà il tempo? C'è proprio se continua a fare se cominciamo a fare la diplomania andiamo a cazzo a tutti, Vito, Barbarella e Mario, Ma non te crede guardare. Non te crede. certo Golbert l'ho visto l'ultima volta, stava a prezzo. Alla scuola di calcio. Mirko, fammi go. Arbitro, signor arbitro, quant'è? Dai 10 giornate a Zampini, state solo cazzate. Dai, metti sto cazzo di fisico, non la pieno mai se metti il fisico. Laterale, Rimessa, laterale battuta molto lunga, il servizio subito centrale per un compagno, arbitro che non fischia un calcio di punizione che viene reclamato. Su una percussione centrale di Campanella. Marca, Barba. Stanno battendo! Subito Peperino a giocare da fuori, la sfera rimane lì, Turio che viene deviato, poi è stata rimessa dal fondo, che De Angelis può battere. Ancora fronte sinistro, il servizio che filtra lungolinea, prova di forza Barbarella, commette fallo secondo l'arbitro. Fischia tutte, è giusto, dai la palla, è giusto.
dietro, no, mo, c'è dietro. Il motivo adesso. Servizio per Forcina che uccide il pallone lì, ancora il numero 9 in maglia nera, cerca un compagno per lo scarico, fa tutto da solo difendendo la sfera. Poi se la porta lì all'angolino, viene messo giù, arbitro che fischia un calcio di punizione. Ci tira. È pronto Artistico. Artistico da fuori per Nolano. Lì il pallone che viene rimpallato. Poi ancora Peperino in possesso di palla. Nolano prova a aggredire la sfera. Riesce a recuperarla di forza. Ancora Nolano al centro. De Eugenio fa sua la sfera. È pronto a ripartire. Il Peperino sul fronte destro. Il servizio per Ibrahim che non trova il pallone. E palla che finisce sul fondo. Però è giusto? Cosa? Fabri, la calcia di prima. Barbarella chiama la sfera. Ibrahim riesce a guadagnare di forza una rimessa laterale, poi a servire lì vicino un compagno, ma ancora a centrocampo il Cotton che riesce a dialogare. Barbarella la cambia totalmente gioco, Artistico è fuori posizione, si era spostato verso il centro, non riesce a trovare la sfera, ancora Peperino a ragionare lì davanti, Ibrahim viene anticipato in qualche modo, ancora il possesso palla del Peperino con il suo numero 8 che prova ad andare da solo, prova con il destro, la sfera che finisce fuori. Abbiamo Tentativo che è stato di Melis. Lancio profondo a cercare Artistico. Artistico riesce a stoppare anche questa. Cambio di gioco dove c'è Barbarella. Dall'altra parte Barbarella sfiora il palo. È pronto Artistico, va lui, stacco di Barbarella e salvataggio sulla linea, la sfera rimane lì con Nolano, ancora un intervento incredibile. Il lancione profondo di De Eugenio, cercare Ibrahim che cerca di difendere la sfera da quella parte. Cotton in possesso di palla e il retropassaggio per De Angelis. E poi ancora Tinazzi. Tinazzi la gioca profonda, il velo di Artistico. Barbarella prova a rincorrere lui la sfera, arbitro che fischia un calcio di punizione in favore del Peperino. Batte veloce proprio il Peperino con Melis, cerca di servire un compagno, Barbarella poi di forza prova a recuperare un pallone, va Barbarella, ancora a lottare, c'è lì Artistico, arbitro che commette, Barbarella che commette un fallo, arbitro che fischia, poi il servizio lungolinea si deve ribattere, pallone in movimento. Eccolo qui il servizio centrale dove può ragionare Melis, il servizio però errato, ancora Tinazzi, il servizio per lo stesso Barbarella che appoggia ad Artistico, Artistico di forza, viene fischiato un calcio di punizione. Ale, l'ha fermato. Lo guardava, visto, correva così, Maurizio, così faceva, la palla pensi che correva così. Apri le braccia. Artistico l'ha sventagliato in porta! In qualche modo riesce a parare De Eugenio. Dai Mirko! Poi Ibrahim che viene anticipato lì al centrocampo, poi
ancora il possesso palla con Mario Artistico, la gioco dietro a De Angelis, il servizio dall'altra parte. Ancora Peperino in possesso palla. Fanno 5 minuti. Per Peperino sul fronte sinistro d'attacco, il servizio da fuori dove c'è un compagno, la conclusione viene messa fuori dalla difesa del Cotton, ancora con Ibrahim, pallone che viene messo al centro, palla che sfila in rimessa laterale. Oh, fammi un gol però, non è possibile, fammi uno, faccio da 10 minuti di recupero, se no. Un campanile dove non arriva Nolano, non ci prova, la palla rimane lì ferma ancora per il Mordeci del Peperino che viene chiuso da Nolano che ora protegge molto bene la sfera, il Peperino guadagna un calcio d'angolo. Il servizio basso direttamente da calcio d'angolo, cercano un pertugio giusto i giocatori del Peperino, ma il Cotton fa veramente molta densità da quella parte. Forcina può ripartire dalla destra, il servizio centrale ancora Forcina, va lui, Forcina di forza, viene chiuso. E Peperino che ricomincia a far circolare la sfera. Sei barba, sei barba. La pressione è molto alta ancora da parte del Cotton a recuperare la sfera. Poi pallone che viene scodellato lì davanti, Ibrahim riesce di forza ad andare via, a proteggere la sfera, aspettare l'aiuto di un compagno, c'è Giovannetti lì. Giovannetti sul secondo palo, il servizio per un compagno, arriva puntualmente il gol del 6-2, è stato Aurelio. Quanto mancano? 3 minuti, 4. Perché non ce l'ho effettivo qua, perché c'ho pure i timeout. Artistico, va Artistico d'Eugenio, si allunga nuovamente. Sì, Mirko, sì, Mirko. E Peperino che ricomincia lì da dietro, Ibrahim, il colpo di testa per Giovannetti, ancora il tocco centrale per il centrocampista, il servizio dall'altra parte, Ibrahim prova a difendere da lui, Ibrahim si gira, palla che finisce fuori, Peperino pericoloso in questi minuti, dopo il gol, un'altra azione. Non prenda munizione di sta cazzata, non parlare più, fino alla fine, fischiacela però una, oh. Non è un match personale col giocatore, gliela puoi fischiare una, pure se ti sta antipatico. Sì. Il lancione profondo a cercare Artistico a centrocampo, Melis, il servizio per Giovannetti che la tocca con la spalla secondo l'arbitro e si può continuare a giocare. Poi servizio centrale, Forcina ci prova di tacco a servire Artistico lì davanti, ma ancora Peperino in possesso palla, c'è Melis che si fa vedere, sulla destra c'è una sovrapposizione, palla che sfila, De Angelis la blocca lì. Giochiamo? Oh, giochiamo là davanti! E dai! Lancio profondo a cercare Forcina che la tiene lì con Barbarella, pallone impallato, ancora rimessa Cotton. Stiamo a 3 all'ora là, dai po'! Barbarella. Ancora la retroguardia del Peperino che riesce a fare un buon lavoro lì, Ibrahim il servizio riceve ancora palla, il numero 5 viene messo a terra, l'arbitro lascia giocare. Proteste da parte dei giocatori del Peperino, Ibrahim ancora a terra.
Fabio, dai però, ti sei fermato qua, non è fallo laterale, ti sei fermato, non ci fermiamo, te lo chiedo per favore. Sì, è fuori, ma non ti fermare, ti sei fermato. E dopo sei dovuto andare a recuperare. E dai, fa. Da te non Rimessa laterale, messa dal fondo lì per Forcina, prova a girarsi Forcina, finisce fuori. Queste cazzate te. Ho capito. Ancora Peperino in possesso di palla, il cambio di gioco dall'altra parte. Cerca Aurelio in qualche modo per il servizio per Giovannetti, lo scambio con Melis, il servizio centrale. E ancora Cotton che riesce a recuperare la sfera e a guadagnare una rimessa laterale da zona pericolosa. Abbiamo capito o no? Il lancio profondo, Barbarella tiene la sfera lì, va via Barbarella, non guadagna una rimessa laterale che è in favore dei ragazzi in maglia rossa. Ma ci puoi dire quanto recupero? Ma che vuol dire? Cioè, nel senso, te lo fai dire per favore? Tira su! Cotton che recupera e poi la gioca dietro De Angelis, il tocco vicino, ancora a giocare palla a terra i ragazzi in maglia nera. Lancione profondo a cercare un compagno lì in fondo, c'è la protezione della sfera da parte di Forcina, la gioca poi subito dietro per Zamperini, va via lui il passaggio centrale, poi Giovannetti prova ad alimentare l'azione per il Peperino da quella parte, prova a fare tutto da solo il giocatore in maglia rossa, c'è lo scarico dall'altra parte, il servizio sul secondo palo per retropassaggio, para sicuro. Oh, ma ce lo puoi dire quanto recupero? Lancio profondo a cercare ancora artistico, Ibrahim la tiene lì, serve un compagno lì vicino, poi il servizio errato. Oh, allora va bene, dai, dai se va bene, presso, giochiamo, ma il banco è parte Ancora Cotton in possesso di palla, il servizio sul secondo palo, il portiere del Peperino esce, poi palla al piedi, prova a fare tutto da solo andando via degli avversari, poi Aurelio da quella parte, intervento ancora del centrale del Cotton che ha fatto una grandissima partita. E arbitro che fischia la fine del match, non ci sono più parole per descrivere il Cotton Club, 14ª vittoria consecutiva, supera anche se stesso per il Peperino, un buon primo tempo, ma il dominio del Cotton ha fatto sì che la partita andasse solo da un verso, la testa della classifica si tinge sempre più Cotton Club.